I dati satellitari per la transizione ecologica si dice siano una miniera d'oro, in quanto avremo a breve non solo migliaia di satelliti che ci forniscono dei dati, ma anche tantissime informazioni relative al nostro territorio. È, parte fondamentale per la nostra rete riuscire a intercettare sia la capacità tecnologica di spedire queste nuove tecnologie nello spazio, sia la capacità di elaborare questa mole di dati che ci permette di monitorare in maniera attiva e continuativa il nostro territorio, fornendo dati importanti sia per il governo della nostra regione, sia per utilizzatori finali che ne vogliono in qualche modo beneficiare per quelle che sono le tematiche dell'agricoltura, della navigazione o comunque dell'osservazione del territorio in tutti i suoi aspetti. Come parte dell'obiettivo di sostenibilità per i satelliti nello spazio, uno degli aspetti fondamentali è creare nuovi materiali che ci permettono di lanciare satelliti compatibili e che quindi producano poco inquinamento e si distruggono al rientro nello spazio, e sia ridurre le dimensioni aumentando l'efficienza. Questo ci permette di avere satelliti più piccoli, ridurre i lanciatori e quindi avere la possibilità di creare costellazioni sostenibili che ci permettono di avere dati reali ed evidenti di cosa succede a terra, ma che ci permettono anche di testare nuove tecnologie che abbiano meno impatto sia sulla terra che nello spazio.